E ora facciamo un leggero cambio di programma a causa di un impegno e quindi presento l'intervento di Miriam Cominelli, la Presidente del Coordinamento delle Agende 21 locali italiane, che ci parlerà dell'importanza delle reti di città per contrastare il cambiamento climatico. Grazie, buongiorno a tutti. Sono particolarmente contenta di essere qui con voi oggi in questo momento che, come diceva Chiara, è un momento di sintesi del lavoro fatto, ma in realtà è un momento che vuol dire cominciare a far circolare quello che è l'importante materiale e il tesoro, insomma, di esperienza prodotto all'interno del progetto di Veneto Adapt. Io condivido lo schermo con la mia presentazione. Ecco. Quindi innanzitutto due parole per spiegare che cos'è il coordinamento Agende 21 locali italiane. Come vedete è un'associazione di enti pubblici che in realtà da più di 20 anni è stato uno strumento particolarmente efficace in maniera pionieristica sui temi della sostenibilità, porta avanti appunto la promozione dello sviluppo sostenibile e i percorsi partecipati, adesso collegato all'interno degli enti locali. Come facciamo a concretizzare questo tipo di missione? Si cerca di favorire quello che è il networking e la promozione delle attività di sensibilizzazione a livello nazionale e internazionale, che sia tra soci e con organizzazioni internazionali, oppure attraverso l'organizzazione di convegni, attività formative e varie iniziative, e poi con la partecipazione a progetti locali ed europei. Abbiamo anche questo grande impegno nel supportare i nostri soci nei propri progetti locali con l'importantissima condivisione di buone pratiche, l'individuazione di casi pilota e poi soprattutto la messa in rete delle città e delle loro iniziative. In che modo abbiamo portato avanti i temi della sostenibilità in questi anni? Qui ci sono alcuni esempi di alcune delle iniziative più importanti portate avanti dal coordinamento. La prima è il supporto a quello che è il patto dei sindaci, promuovendo appunto gli impegni dei firmatari e supportando i comuni nell'attuazione dei loro PAESC. Il tavolo nazionale poi dei contratti di fiume, che nasce in seno al coordinamento Agende 21 locali italiane come gruppo di lavoro per mettere in rete i territori e creare una community in grado di scambiare esperienze all'interno appunto dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume del Ministero dell'Ambiente. Poi l'attività che riguarda il Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in cui il coordinamento coordina il gruppo persone e contribuisce alla predisposizione di quello che è il rapporto annuale sui territori, che viene presentato proprio questa mattina. Poi abbiamo tutta l'attività che riguarda il tema degli acquisti verdi, quindi Compraverde by Green, il coordinamento supporta l'organizzazione del Forum Compraverde by Green nazionale e dei forum locali, partecipa al gruppo di lavoro per i CAM e cerca di favorire quello che sono lo scambio di esperienze e il supporto poi ai propri soci. Qui vedete quelle che sono le reti con cui facciamo rete, perché la parola rete, me la sentirete ripetere diverse volte, è una caratteristica fondamentale di quello che è il lavoro di semina anche delle buone pratiche e delle tematiche e delle azioni poi concrete che il coordinamento Agende 21 locali italiane fa all'interno della sua azione quotidiana. Fare rete all'interno del progetto Veneto Adapt con queste tre diverse declinazioni. L'attività del gemellaggio, quindi l'esperienza di partner di progetto arricchita da un'importante attività di gemellaggio con le altre città italiane ed europee,
tutta la parte che riguarda la replicazione, perché attraverso la sottoscrizione di una lettera di intenti 25 comuni italiani e stranieri hanno potuto beneficiare del supporto metodologico del progetto Veneto Adapt. E poi quella che è la capitalizzazione, sono stati attivati contatti con altri progetti europei per favorire una, qui è definita mutua contaminazione, ed identificare quelli che sono i punti di convergenza e le nuove proposte. Le attività di gemellaggio all'interno del progetto, quindi fare rete fra le città, qui vedete quelli che sono i nomi e i simboli delle diverse città gemellate. Tra l'altro c'è anche il comune di Brescia, in cui io sono assessore. In che cosa è consistita questa attività di gemellaggio? Lo scambio delle buone pratiche, metodologie, azioni per la mitigazione e l'adattamento, progetti, iniziative locali, il fatto di creare una rete di città sul tema della mitigazione e dell'adattamento, e poi creare una base per lo sviluppo di nuovi progetti. La rete di progetti, quindi riuscire a capitalizzare poi i risultati di lavoro. Qui vedete quelli che sono elencati, la parte che riguarda gli strumenti, i metodi a supporto delle decisioni, le azioni e interventi di adattamento, e poi l'importantissima parte del monitoraggio dei PASC e delle misure dei piani. Per questa parte sono stati organizzati 3 eventi pubblici per condividere lo stato dell'arte della governance, delle azioni e dei sistemi di monitoraggio per le azioni di adattamento. Reti di idee, replicare i risultati. In realtà appunto questo di Veneto Adapt è, come vedete qui, l'immagine molto efficace, è una cassetta degli attrezzi sviluppata dal progetto Veneto Adapt per capire come adattare le proprie città, e quindi il risultato è quello poi di spingere gli altri comuni ad adottare gli strumenti sviluppati dal progetto, favorire una cultura dell'adattamento ai cambiamenti climatici anche nei comuni di piccole e medie dimensioni, che magari faticano ad avere questa visione più di lungo periodo, allargare il movimento del patto dei sindaci per il clima e l'energia, favorendo la creazione di una rete di idee per l'adattamento. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di aver reso anche con un intervento tutto sommato breve quello che è stato anche l'impegno del coordinamento all'interno di questo importante progetto di Veneto Adapt. Grazie Miriam. Grazie Miriam. Sì, infatti per noi, per il progetto in generale, l'importanza di avere dei confronti con altri progetti e che magari hanno affrontato lo stesso tema ma da un punto di vista diverso, e capire i punti di integrazione tra i vari progetti è stato fondamentale. E l'altro aspetto è quello appunto del coinvolgimento, e grazie all'attività di reti come il coordinamento sicuramente può essere utile anche in un prossimo futuro riuscire a dare le linee guida che oggi chi è in presenza ha ricevuto in anteprima mondiale, come si suol dire, e che saranno messe online a breve. Daremo l'opportunità a chi vuole copiare, perché sappiamo che sostenibilità è anche copiare e riuscire ad adattare al proprio territorio attività che sono state svolte da altri. Quindi grazie del tuo intervento, a presto.